Ciao Cristiana, Ciao Alessio! di che cosa vogliamo parlare oggi? Oggi parliamo del mercato immobiliare di Quartus Sant'Elena. Ah, benissimo. Vai. Comincio io? Ma sì, dai. Perfetto! Quartus Sant'Elena, chiamata in sardo Quartus Sant'Aleni, è inserita in una posizione geografica favorevole. Fa parte dell'area metropolitana di Cagliari, caratterizzata per il ricco patrimonio storico, per le sue tradizioni locali, feste e manifestazioni culturali. Sì, infatti di origini antiche, risalente al periodo nuragico, presenta numerosi resti archeologici, diverse chiese storiche, tra cui la Basilica di Sant'Elena Imperatrice, edificata tra l'altro nei primi anni dell'Ottocento, in onore della madre dell'imperatore Costantino. Ah, bene. Con poco più di 68.000 abitanti è situata lungo la costa e offre splendide spiagge come quelle del Poetto e di Marivintao, circondata da alcune colline e dalla montagna dei Sette Fratelli, offrendo splendidi panorami e con l'esperienza unica di poter vedere i bellissimi fenicotteri rosa all'interno dello stagno di Molentargius. Sì, poi tra l'altro la città di Quartus Sant'Elena presenta un mercato immobiliare dinamico, offrendo opportunità per diversi tipi di acquirenti, con una vasta gamma di mobili, case campidanesi, ville, case a schiera, appartamenti, ed essendo una località balneare con una componente turistica significativa, con seconde case e appartamenti destinati all'affitto estivo. Con i prezzi più accessibili rispetto alla città di Cagliari, con l'aumento della domanda e con la presenza di servizi, infrastrutture e scuole, rende la città un'opzione attrattiva sia per le famiglie che per i professionisti. Ad oggi i prezzi degli immobili residenziali in vendita variano da un minimo di euro 1.100 ad un massimo di 3.200 euro a metro quadro, con una media di 1.850 euro a metro quadro. Vivere nella città di Quartus Sant'Elena, a 2 passi dal mare, è un'esperienza autentica nel vivere in Sardegna. Ti è piaciuto questo video? Mi fa piacere, allora metti un like e seguici per ulteriori informazioni sul mercato immobiliare sardo. Ciao! Ciao!